Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Riprendiamo oggi il cammino di catechesi sulla famiglia. Oggi ci lasciamo guidare dalla parola padre, una parola più di ogni altra cara a noi cristiani, perché è il nome con il quale Gesù ci ha insegnato a chiamare Dio, Padre. Il senso di questo nome ha ricevuto una nuova profondità proprio a partire dal modo in cui Gesù lo usava per rivolgersi a Dio e manifestare il suo speciale rapporto con Lui. Il mistero benedetto dell'intimità di Dio Padre, Figlio e Spirito rivelato da Gesù è il cuore della nostra fede cristiana. Padre è una parola nota a tutti, una parola universale. Essa indica una relazione fondamentale la cui realtà è antica quanto la storia dell'uomo. Oggi, tuttavia, si è arrivati ad affermare che la nostra sarebbe una società senza padre. In altri termini, in particolare nella cultura occidentale, la figura del padre sarebbe simbolicamente assente, svanita, rimossa. In un primo momento la cosa è stata percepita come una liberazione dal padre padrone, dal padre come rappresentante della legge che si impone dall'esterno, dal padre come censore della felicità dei figli e ostacolo all'emancipazione e all'autonomia dei giovani. Ma talvolta in alcune case regnava l'autoritarismo, in certi casi addirittura la sopraffazione, genitori che trattavano i figli come servi, non rispettando le esigenze personali della loro crescita, padri che non li aiutavano a intraprendere la loro strada con libertà, ma non è facile educare un figlio in libertà, Padri che non li aiutavano ad assumere le proprie responsabilità per costruire il loro futuro e quello della società. Questo certamente è un atteggiamento non buono, ma però, come spesso avviene, si passa da un estremo all'altro. Il problema dei nostri giorni non sembra essere più tanto la presenza invadente dei padri, quanto piuttosto la loro assenza, la loro latinanza. I padri sono talora così concentrati su se stessi e sul proprio lavoro e alle volte sulle proprie realizzazioni individuali da dimenticare anche la famiglia. E lasciano soli i piccoli e i giovani. Già da vescovo di Buenos Aires avvertivo il senso di orfanezza che vivono oggi i ragazzi e spesso domandavo ai papà se giocavano con i loro figli, se avevano il coraggio e l'amore di perdere tempo con i figli. E la risposta era brutta, La maggioranza dei casi, ma non posso perché tanto lavoro e il padre era assente di quel figliolo che cresceva e non giocava con lui, non perdeva tempo con lui. Ora, in questo cammino comune di riflessione sulla famiglia, vorrei dire a tutte le comunità cristiane che dobbiamo essere più attenti. L'assenza della figura paterna nella vita dei piccoli e dei giovani produce lacune e ferite
che possono essere anche molto gravi. E in effetti le devianze dei bambini e degli adolescenti si possono in buona parte ricondurre a questa mancanza, alla carenza di esempi e di guide autorevoli nella loro vita di ogni giorno, alla carenza di vicinanza, alla carenza di amore da parte dei padri. È più profondo di quel che pensiamo il senso della orfanezza che vivono tanti giovani. Sono orfani ma in famiglia, perché i papà sono spesso assenti, anche fisicamente da casa, ma soprattutto perché quando ci sono non si comportano da padri, non fanno un dialogo con i loro figli, non adempiono il loro compito educativo, non danno ai figli con il loro esempio accompagnato delle parole quei principi, quei valori, quelle regole di vita di cui hanno bisogno come dal pane. La qualità educativa della presenza paterna è tanto più necessaria quanto più il papà è costretto dal lavoro a stare lontano da casa. A volte sembra che i papà non sappiano bene quale posto occupare in famiglia e come educare i figli. E allora, nel dubbio, si astengono, si ritirano e trascurano le loro responsabilità, magari rifugiandosi in un improbabile rapporto alla pari con i figli. Ma è vero che tu devi essere compagno del tuo figlio, ma senza dimenticare che tu sei il padre, eh? Ma se tu soltanto ti comporti come un compagno alla pari del figlio, non le farà bene al ragazzo. Ma anche questo lo vediamo nella comunità civile. La comunità civile con le sue istituzioni ha una certa responsabilità, possiamo dire paterna, verso i giovani, una responsabilità che a volte trascura o esercita male. Anch'essa spesso li lascia orfani e non propone loro una verità di prospettiva. I giovani rimangono così orfani di strade sicure da percorrere, orfani di maestri di cui fidarsi, orfani di ideali che riscaldino il cuore, orfani di valore e di speranza che li sostengano quotidianamente. Vengono riempiti magari di idoli, ma si ruba loro il cuore. Sono spinti a sognare divertimenti e piaceri, ma non si dà loro il lavoro. Vengono illusi col Dio denaro e negate loro le vere ricchezze. E allora farà bene a tutti, ai padri e ai figli, riascoltare la promessa che Gesù ha fatto ai suoi discepoli: non vi lascerò orfani. E lui, infatti, la vita da percorrere, il maestro da ascoltare, la speranza che il mondo può cambiare, che l'amore vince l'odio, che può esserci un futuro di fraternità e pace per tutti. Qualcuno di voi potrà dirmi: ma padre, oggi lei è stato troppo negativo, ha parlato soltanto dell'assenza dei padri, e cosa accade quando i padri non sono vicini ai figli. È vero, ho voluto sottolineare questo perché mercoledì prossimo proseguirò questa catechesi mettendo alla luce la bellezza della paternità. Per questo ho scelto di cominciare dal buio per arrivare alla luce. Che il Signore ci aiuti a capire bene queste cose. Grazie.